Signore e signori, buonasera. Anche quest'anno, come Teatro Sarda, abbiamo organizzato una commemorazione, diciamo così, per il giorno del sedile della Sardigna, che quest'anno ha un accento sull'autonomismo, perché sono i 70 anni dello Statuto autonomo della Regione Sarda. Abbiamo quindi voluto raccontare due episodi della storia sarda e sassarese in particolare, uno legati alla cacciata di un inquisitore, Juan Corvaccio, nel 1703, e l'altro avvenimento riguarda le rivolte collegate con i moti angioliani del triennio 93-96. Questa seconda parte dello spettacolo avverrà proprio sotto il busto di Gio Maria Angiui, che è lì di fronte al Palazzo Ducale. E l'ultima scena avverrà sul sagrato del Duomo, che è il luogo dove Gio Maria Angiui e Gioacchino Nuvola si incontrarono dopo la presa della città di Sassari e la messa in fuga del duca dell'Asinara. Prima di proseguire, di dare avvio alle danze, naturalmente doverosi ringraziamenti agli amici del canto sardo diretti da Torre Bulla, con i quali collaboriamo per queste iniziative da 4 anni, al gruppo folk Monte Alma di Monti, con cui collaboriamo da 3 anni, e allo storico Federico Francioni, che ci dà sempre dell'importante consulenze per quanto riguarda in particolar modo i momenti in cui viene testimoniato che i sassaresi hanno carattere, insomma, che non subiscono passivamente dei soprusi, quindi i momenti salienti di alcune rivolte nella storia di Sassari. Teniamo presente che questa prima scena sulla cacciata dell'inquisitore, noi come Teatro Sarda abbiamo preso lo spunto da un testo teatrale che appunto Federico Francioni ha scritto, che si intitola Safare dell'inquisitore. Adesso possiamo iniziare la visione dello spettacolo. Grazie per essere intervenuti.
Nel 1702, nel castello di Sassari, sede dell'Inquisizione, era l'inquisitore Juan Corbacho. Lui aveva manie di onnipotenza e così si inimicò con tutte le autorità più importanti, come il governo di Madrid, il consiglio civico e le autorità ecclesiastiche della città di Sassari. L'Inquisizione era veramente particolarmente esperta nel mettere alla gogna ed esporre al pubblico ludibrio i popolani che non potevano ribellarsi a quegli soprusi e a quelle ingiustizie. Anche dopo anni aver scontato la pena, quelli rimanevano alla mercé degli scherni della plebe. Questo non poteva essere sopportato a lungo. E così, nel 1702, a Sassari, so così cristiano di chiesa, mamma m'ha mandato a fare chi sei pesa. Tu a Corbacho quando la saluto, no è stato in grazia e non sei cagliato muto. Santa pazienza che rumo, centro di atto requisito, ha fatto un fianco di tutti i rimaneri, ha misurato tutti i candeli. Bendigosi Giulia e Sassari compagna, si s'acciappa l'inquisitore, si boia la gogna fatto i mesi. Ma Corbacho, l'inquisitore spagnolo in Tattari, chi si vuole il pugnetto è fottito. E fai chi se lo s'acciappa manco ribedi, lo mandano un ghizzo. Mica siamo controllati, a ruveglia che due stringidenti è un'ippia inquisizione. Oi, fai capitare a me. Che belli questi giochi, bravi questo giocano, sempre a sa conquista sul mondo, bravi. Ascolta, ma dimmi qualcosa di questi luterani che ci sono a Sassari, e dillo a me. Ascolta, ma forse, ma lo so nuda. Non me ne posso nuda di una truda. Dimmi qualcosa di luterano, di protestante. Di a me. Ma lo sai, Chinchili, vi son vedi luterani? Ci ne mangiamo da voi di familiari mistari. Dimmi a me invece qualcosa protestante, di a me. Ma a me dici te fase socio a vero. Come? E se piglienti. Bene in occhi. Te realizzendi, chi l'altra di acciappato a Lutero. Ma vero? A Sassari. E vai, fa un raggio. Ti dimostra fra un raggio se così. E chi era? Era longa. Era vecchio cadroddo. Anzi un ranzico. E senza i denti dannanzi. E se lo chiama detto. E cosa? Ti faccio a perdirizzo. Che la mano di Corbacho. E vai vicina e salutaci tanto al corvuccio tuo. Te! Già me la pagheranno cara! Devo solo trovare le persone giuste! E io poi li sparo! La basta! Li sparo tutti!
Juan Corvaccio viveva un gran conflitto con il potere temporale che governava la città di Sassari, arrivando perfino a commettere un'irruzione dentro la cattedrale per combinare un interdetto contro il regno sardo e contro tutto il popolo sardo. Intanto Stringidenti covava vendetta contro quei due giovani, arrivando anche a minacciare quella povera fidanzata di uno di questi. Mamma mia, ti devo dire proprio cose atroci. Il tuo Francisco e il suo meglio compare Bainzetto si sono macchiate di ignobili delitti contro la fede e contro l'Inquisizione. Sono belli che spacciati! Sì. Non posso assolutamente crederci. Sbagliate di certo, sono persone per bene. Ma perché tu li vedi con gli occhi del cuore? In realtà hanno commesso ignobili delitti e tu devi aiutare l'inquisitore a fare giustizia. Io? E cosa posso fare io? Sono solo una donna del popolo. Ma tu puoi fare molto. Il tribunale ti darà ascolto se tu presenterai una denunzia contro questi due. Una denunzia che io ti detterò parola per parola. E in cambio sarai ricompensata a dovere. Voi mi chiedete di mentire. E se mi chiedete di farlo è perché il mio Francisco e Bainzeddu sono innocenti. Non mi presterò mai a questo, non sarà mai spergiura. Io le puta! Tu farai quello che ti dico io! Altrimenti sarai tu a farne le spese! Tu e la tua povera madre! Mi ci vuole poco a farmi passare come maialze! Sai cosa vuol dire questo? L'esilio! La tortura! L'eterna dannazione! Affora! Il si divina un fianco voi e la balla di Corvaccio! Ma prima! Paretti di buffi! Mamma mia, non ti dai voluta! Il buffo sei tu! Allora, Lubani era addosso! Tossu! Il pesce era Franzico! E Rovino era Guascio! Guascio, guarda te! Oh, ma Trento! E tu che Trento, metti i fratelli e poni a B! Io! Oh giù! Se stavi zitto, fai occhi! E io ti chiudo un roccia a capo! E andatevi in noi a mare, vai! Carrozza Sassaresa, India viva la città, i baciari in attesa, si passai dai. Scappa Maria, scappa! Ma tanto so dove trovarti! L'Inquisizione! A occhi e orecchie ovunque! L'Inquisizione? Juan Corvaccio non aveva accettato la proposta di risolvere tutti questi problemi con
con un'azione diplomatica, come voleva il regio governo, e così, per questo, viene completamente isolato. Intanto Maria va a trovare il suo innamorato Francisco per raccontargli tutto quello che era accaduto. Maria, raccontami tutto. Ma cosa hai fatto dopo che ti ha minacciata? Sono scappata, mai fare qualcosa che possa nuocerti. Ma non preoccuparti ora. Sei qui e niente nessuno ti potrà mai far del male. Arrestatela! Hai fatto proprio male a metterti contro l'Inquisizione. E ora ne paghi le amare conseguenze! Hai capito, strega? E in quanto a te, la resa dei conti è stata rimandata al castello! Amore mio, hai pagato cara la tua fedeltà, ma le tue sofferenze dureranno poco, te l'assicuro, Maria! Pensamento
l'Inquisizione, il potere dell'Inquisizione si era come autonomizzato dalla corona e aveva iniziato a debordare come preso da una specie di febbre, come preso da una specie di follia. Aveva iniziato a perseguitare persino i prelati e quelli che avevano anche raggiunto le cariche più alte della gerarchia ecclesiastica. E per questo doveva essere scacciato. Come si chiama? Commissario Reggio? Il commissario Reggio decise di scacciarlo via e chiamò a sé Don Dionisio Gonzales. Sì, Don Dionisio Gonzales era un commissario Reggio molto importante e doveva andare lì, prendere Juan Corvaccio, portarlo fino alla nave che lo avrebbe condotto in esilio. Immaginatevi il castello di Sassari, fu circondato dalle milizie a cavallo e poi la piazza era gremita di militari e di toda gente, de todo genero. Era la popolazione di Sassari. La popolazione di Sassari che era stata sobillata da quel giovane Francisco che lottava per la liberazione della sua amata. Maria! Vai giù! E ora mi dirai quello che voglio sentirti dire! Alla tortura! Inquisitore Corvaccio! Il castello è stato circondato e il commissario Vicereggio sta cercando di aprire la porta per venirla ad arrestare. Se entrano, per noi è la fine! Allora lo saranno! L'inquisitore Corvaccio li scomunicherà seduta stante! Hanno osato! Il commissario Vicereggio si sta già dirigendo verso di noi! Ma non possono fare un'irruzione in questa maniera! È un po' di educazione per la miseria! Signori! Sono Don Dionisio Gonzales de Mendoza, inviato da Sua Eccellenza al Viceré, il Duca Ferdinando de Mendoza. Sono qui per arrestare l'inquisitore Juan Corvaccio e portarlo al porto di Torres per imbarcarlo. Ma come osa trattare così il capo della Santa Inquisizione? E poi qua veramente noi si lavora, stiamo torturando una strega e con permesso vorremmo continuare il nostro lavoro, quindi se può torni fra una settimana, anzi, sai cosa facciamo? Veniamo noi da voi! Appena siamo finiti, abbiamo finito, capito? Aspetta, adesso mi lasci lavorare per piacere. Ma finitela! So bene che la ragazza è innocente. Credete che le nostre orecchie ne sono giunti i vostri misfatti? Liberatela immediatamente e riconsegnatela al proprio compagno. Va bene, come desidera Sua Eccellenza. Bene, basta così. La Casa Reale ha deciso di imbarcarvi al porto di Torres. A Madrid sappiamo bene come trattare gente come te. E tu? Dove pensi di andare? Fuori dalle mura abbiamo i cavalleggeri pronti a scortarvi verso il porto. Andiamo! Maria! Francisco, grazie a Dio ti rivedo. Grazie per essermi stato vicino. Ho creduto di morire. Non l'avrei mai permesso, Maria! Portami via, adesso! Juan Corvaccio è stato cacciato dal viceré da noi cittadini, giacendo in età di grandi cambiamenti. Sì, andiamo! Ci sposeremo, faremo tanti figli e li scriveremo a basche!
dopo la scacciata dell'inquisitore, iniziò il declino della dominazione spagnola. Qualche decina di anni dopo, un bel po' di decina di anni dopo, sulla scia della rivoluzione francese, anche in Sardegna soffiavano venti di rivolta. In alcuni paesi del nord Sardegna, del settentrione, come Tiesi, Florinas, Ploaghe, Bonnannaro, Borutta, Ciave, Pozzomaggiore, Nughedu, i vassalli si ribellavano ai loro feudatari. «Oh, sappoghezzo!» dicevano i gendarmi richiedendo i dazi. «A morte i feudatari!» gridava il popolo. Potencia
Presto, entrate in casa mia, qui non potranno sentirci. Oh, grazie Remo per averci ospitato a casa tua. Sempre in gamba, eh? Beh, pane e ferro, ma sempre in voce sei. E cosa te ne pare? Sognare chi ti venga! Avaggio compreso! Ma cosa ti chiamano il pane e ferro? Tornando però a parlare di cose serie, lei, avvocato Gioacchino Mundula, è in grave pericolo. La vogliono ammazzare. È il caso che lei si vada a nascondere. Per esempio, potrebbe scendere a Cagliari, magari per incontrare Giovanni Maria Angioi. Eh sì, è una bella idea. Andrò a Cagliari e parlerò con Giovanni Maria. Gli chiederò appoggio per le nostre rivolte. Sì! E cos'è? Cagati! Insomma. Comunque, è una bella idea! A Cagliari! E così Gioacchino Mondula partì e andò a Cagliari. Incontrò Gio Maria Angioi, che lo accolse con onore, proprio per suggellare quel patto di amicizia fra le due città, Sassari e Cagliari, che fino ad allora si erano combattute. Ti do il mio benvenuto, Mundula. Sono onorato di ospitare un sassarese così importante come te. Anche io sono felice di incontrarti, Giovanni Maria. Spero che le nostre città, che a lungo tempo si sono combattute, si uniscano contro il giogo feudale. So tutto. Anche a me sono giunte le voci dal capo di sopra. Ci sono interi paesi in rivolta, perché non ne possono più dei tributi feudali che gravano sulla loro già pesante situazione. È il momento di unirci
e unire tutta la Sardegna per fare la rivolta che tanto aspettiamo. E oggi suggelleremo questo patto con una messa che celebrerà i nostri patroni, Sant'Efisio e San Nicola. Ma quindi garantirai il tuo appoggio? Certo, e ti darò una dimostrazione concreta, affidandoti qui il mio amico notaio Francesco Cillocco, un maestro dell'arte della guerra. Sarà un onore per me supportare la vostra causa. Ma ora andiamo, che la messa sta per iniziare. Andiamo! Deus te salve Maria, que seas de gracias llena. Su Deus onnipotente, con te gozesti stato. Benedetta e laudata, soprattutto gloriosa. Benedetto Sofio
non si possono in piedi. E così Gioacchino Mundula, dopo aver ottenuto il suo scopo, ritorna a Sassari. Da Cagliari ritorna a Sassari. Però passa prima per Semestene. Ritorna a Sassari per iniziare la rivolta, mica così. E passa per Semestene proprio a casa del parroco, il parroco Don Francesco Muroni. Francesco Muroni. Pensate che Don Francesco Muroni, nella sua canonica, aveva riempito una stanza tutta di armi, proprio per i rivoltosi. Così Gioacchino ne prende un po' e va a Sassari. Siamo appena tornati da Semestene! A casa di Don Muroni! Lo sapete che cosa ha fatto? Adesso te lo dico! Ha riempito la canonica di armi, un arsenale! fucili! Sì, i fucili! Non potete immaginare tutto quello che c'era! Useremo quelle armi per equipaggiare le truppe della rivolta! Davvero? Sì, Davvero? Cosa stai facendo? E tu cosa vuoi? La castaglia, la pizzina. Spagnolo ce n'è! E gira! Ascolta! Ma lo sapete? Hanno distrutto il palazzo baronale di Tiesi! Davvero? Cosa dite? Cosa fate? Me lo dite? Ma che Fuggita, Mizze, è la pizzina! Ma scoccotto è l'agnone! Agnone. Ottimo! Raduneremo le truppe nelle campagne del Logudoro, tra Florinas e Cargeghe. Quelli sono due punti strategici per la conquista della città. Davvero? Cosa dite? Cosa fate? Me lo dite? Ascolta! Guai una spada! Finisci, quasi pronto a mangiare. Comunque, dobbiamo garantirci la resistenza della città dall'interno! Ma tu di questo non devi preoccupare, no? I contatti con gli zappatori li sto tenendo io. Sto facendo in modo che loro premano dall'interno per aprire le porte. Perché devono uscire fuori, che fuori c'hanno gli orti loro. E devono andare a lavorare, devono andare. Hai visto questo? Davvero? Le verdure, l'orto? A me serve per il minestrone. Ascolta, vai, io mi esaurisco qua! Dai, ma di che è pronto a mangiare? Che buono questo minestrone! È bravo, grazie! Ascolta!
stomaco pieno si cospira meglio! Alla faccia del duca della Sinara! Ma se condita veni con anche pelaroni che frigi un bera canna la mirinzana che frigi un bera canna la mirinzana a dirondinda secca, la fava in un coccoino è cosa che non teccia, figlia la mirinzana, ma buoni caffè. Vi frigi un bera canna, la mirinzana, vi frigi un bera canna, la mirinzana, la grondinda. Me
Ma guarda! Puzza! Ma guarda un po', ci sono questi soldi qua sotto! Pucci! Vogliono fare la rivolta! Sotto è pieno di sardi! Ma ti pare che i sardi riescono ad organizzare? I sardi sono bassi ma tonti! Mi sembra che si stia mettendo maluccio. Ebbene sì, mi è sembrato di vedere un saldo. più di uno. Ma non l'ha resa. Come? Stanno trattando la resa. Stanno trattando la resa. Il capo dell'asinara, io ritorno, addio. Ciao! Ciao! Scappa all'asinara! Per lui se ne va dall'asinara, io me ne vado dai francescani! Ciao! Ciao! Io invece me ne vado dai carmelitani scalzi, anche se gli puzzano i piedi. Io mi nasconderò alle monache cappuccine, chissà che mi facciano anche la colazione. È una bella idea. Beh, io me ne vado alle Clarisse. E così se ne sono andati tutti. Ma dopo la presa della città di Sassari, Giovanni Maria Angioi viene nominato Alternos e inviato a Sassari per sedare la rivolta. Ma mentre camminava e saliva verso il Logudoro, tutte le popolazioni che incontrava lo acclamavano come un liberatore. E allora lui capì che poteva veramente esprimere senza problemi completamente la sua idea antifeudale. E quindi entrò trionfante a Sassari. Unico baluardo della rivolta antifeudale in Sardegna. Ma l'hai sentito? Che cosa? Giovanni Maria Angioi al Duomo! Andiamo ad incontrarla! Andiamo! Evviva l'Alternos! Evviva l'Alternos! Evviva Angioi! Evviva Angioi! Parchiamo così tanto,
Mio caro Mundula, sei stato eccezionale. L'eco delle vostre imprese è giunto sino a Cagliari. Ti ringrazio, Giovanni Maria, ma non è stato solo merito mio. Anche il Fido Cilocco ha avuto i suoi meriti. Ti ringrazio per i tuoi servigi. Grazie, è stato un onore. Eh sì, è stato proprio un grande stratega. Ma adesso andiamo. Ci aspettano per la benedizione. Ma perché? Anche il parroco fa parte della rivolta. Certo. E c'è anche il canonico Arras. Ma chi? Mio zio! Ma allora siamo proprio in famiglia. Ce la possiamo fare davvero. Andiamo a festeggiare. Andiamo! Signore e signori, con questo incontro fra Angiui, Mundula e Cilocco si chiude questa rievocazione storica bagnata dalla pioggia, fortuna una pioggia leggera. Vediamo appuntamento per il prossimo anno. Volevo leggere un pezzo riguardante, scritto da Francesco Casula sull'autonomismo, sull'idea che ha Francesco Casula dell'autonomismo. La regione è sempre più percepita dall'opinione pubblica come lontana dai propri interessi. C'è quindi l'esigenza di avvicinare la gente secondo un concetto di democrazia partecipata. Anche Emilio Lussu scriveva: bisogna sviluppare e esprimere le capacità e le forze della base della società civile. Lo statuto, pur essendo una conquista, rimane una concessione dell'Assemblea Costituente italiana, espressione di un organismo esterno, non come fu per esempio per la Carta dei Luogu, promulgata da un'autorità isolana. E perché lo Statuto attiene all'autogoverno, l'aspirazione fondamentale più antica della nostra isola, è molto difficile che la Regione possa da sola essere considerata una istituzione di autogoverno della comunità sarda. Non è tale, scrive Eliseo Spiga, per la sua struttura organizzativa, che è una fotocopia dello Stato, con i suoi assessori come ministeri, e il suo accentramento politico-burocratico nel capoluogo cagliaritano. E non lo è perché la Regione non ha un reale rapporto giuridico con i comuni, rimasti alla dipendenza dello Stato, essendo presidiata dai prefetti, che sono il simbolo, oltre che lo strumento, del centralismo statale. E infine non lo è perché deve coabitare forzosamente con le succursali provinciali dei ministeri romani, pronti a pascolare anche abusivamente nei territori regionali. Questo è il pensiero di Casula e noi abbiamo fatto in parte nostro. Al prossimo anno, buon 70 anni dell'autonomismo.